pietra miliare per l'inizio di questa importante avventura di rilancio turistico del territorio è stata messa oggi. Ancora una volta lo vogliamo sottolineare, quando la politica funziona e sa mettere insieme le cose, pubblico e privato dimostrano che tutto ciò si può avverare. Sì, mi sembra giusto detto così, penso che ognuno deve fare il suo. Il pubblico in questo caso aveva un ruolo importante, perché c'è una legge regionale che prevede la costituzione del vino, delle strade del vino, che la demanda alle province, però le province la attivano quando c'è la risposta dal territorio, dovevano essere le aziende a presentarsi, a presentare a me in provincia il disciplinare, congiunto, discusso, dibattuto per delle regole condivise per stare insieme. Oggi come oggi, se non si fa sinergie sul territorio è molto difficile emergere in un mondo così competitivo, quindi grande importanza alla sinergia tra i produttori, perché comunque il prodotto, il territorio, le identità sono forti e molto qualitative, quindi penso che ci siano tutte le premesse per poter andare avanti con successo. Da queste parti si respira aria nuova, aria pulita, ma soprattutto voglia di crescere e voglia di fratellanza, no? Il confine lo ha detto e l'ha segnato sempre, qui si può fare e può essere sicuramente un laboratorio di rilancio per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Sì, sicuramente, penso che siamo nel Coglio, il Coglio è italiano, il Coglio è sloveno, il Coglio è friulano, non dobbiamo mai dimenticare che ci sono queste tre identità. E come laboratorio spero che abbiamo ormai superato questa fase di laboratorio, riusciamo a lavorare insieme, sicuramente siamo un buon esempio anche per le altre realtà. Grado Miss Muretto Friuli Venezia Giulia 2011, arriva dalla bellissima Trieste, andiamo a conoscere. Abbiamo con noi la nuova Miss Muretto Friuli Venezia Giulia, caldo le prime emozioni. Buonasera a tutti, sono Paola Rosani, ho 17 anni. Ho partecipato a questo concorso per fare nuove conoscenze e ci sono riuscita. Grazie di tutto e di tutti. Senti, ma quando sei stata eletta cosa hai provato? Ho provato un'emozione grandissima. Grazie. Sono domande scontate, però adesso ad Alassio ci rappresenterai come regione, dunque come Friuli Venezia Giulia. Io dico, qualcuno dice dal Manzanare al Reno, e io dico da Lignano, anzi da Muggia a Tarvisio abbiamo una bellissima perla che possiamo dire c'è più gusto ad essere Friul Giuliano. Grazie a tutto e di tutti, grazie. Bocca al lupo. Crepi, grazie.